Eridano di Celle non vuol saperne, fa un altro voltafaccia. Vediamo cosa deciderà lo starter, che sembra andare via. 1 Denise Dorial Mail, 2 Cagliostro, 4 Emergenza Par, 5 By the Book, 6 ma non c'è più Eridano di Celle, 7 Efrem, 8 Amazing Justice. Macchina prende velocità. Parte. By the Book, svelto, a prendere la testa nei confronti di Denise Dorial Mail, Cagliostro, mentre di fuori Emergenza Par, poi Efrem e Amazing Justice. La corsa ha perso il suo favorito che, come spesso gli è accaduto in carriera, non ha voluto saperne di andare dietro l'autostart. E così è By the Book il leader. 15,6 addirittura i primi comodissimi 200 metri per lo svedese figlio di Gugu Gaga, interpretato da Gennaro Riccio, che ha ripreso subito in mano dopo aver preso la testa e muove allo scoperto allora Cagliostro. 400 in 31,6, continua in vantaggio By the Book, di fuori sempre Cagliostro, poi alla corda Denise Dorial Mail che precede Amazing Justice, Efrem ed Emergenza Par alla retroguardia. 48,1 i soporiferi 600 iniziali. By the Book e Cagliostro uno accanto all'altro dopo 800 metri passati in 1, 2 e 7. Si va sulla curva di destra con By the Book e Cagliostro sempre alle prese, anche se non ha grandissimo ritmo in realtà. C'è stata una frazione un po' più svelta in 14,6, ora un'altra in 14,5, 1,17,2 il primo chilometro di By the Book che continua in vantaggio, al suo esterno sempre Cagliostro, poi in corda Denise Dorial Mail, al largo c'è Efrem, Amazing Justice, 13,7 sparato di là da By the Book che ha cambiato decisamente ritmo, messo in difficoltà Cagliostro che ripiega nella sua scia avanti a Denise Dorial Mail. Un'altra frazione in 14, c'è un 27,7 non scritto per By the Book che è in vantaggio nei confronti di Cagliostro ed Efrem. By the Book sempre in vantaggio, Cagliostro che lo rimonta di dentro, Cagliostro che rimonta By the Book, si difende By the Book sul palo! Cagliostro probabilmente stampa By the Book. 28,5 a chiudere, 1,14,7. È scappato By the Book sulla retta di là, si è messo sotto sull'ultima curva Cagliostro che poi ha infilato l'open stretch. Gli ultimi 50 metri di By the Book erano in salita al 30% e Cagliostro è arrivato di dentro e l'ha battuto. By the Book secondo, Efrem finisce in spinta al terzo posto, 2,5,7 in numeri, il probabile arrivo del centrale della sesta corsa.